Tutto è pronto per il grande abbraccio di Castelfranco Veneto a Vanessa Ballan nelle ore del suo funerale in Duomo venerdì pomeriggio. Era originaria del capoluogo castellano la giovane dipendente di un supermercato uccisa a coltellate e dopo un'aggressione nella sua abitazione a Spineda da Buiar Fandai, un 41enne di Altivole che la perseguitava. Il programma della cerimonia dell'accoglienza del grande afflusso di folla previsto è stato il tema di un vertice fra il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, il parroco Don Claudio Bosa e altre autorità cittadine di concerto con la famiglia della vittima. Viabilità controllata e deviata con la chiusura del centro storico al traffico durante la celebrazione che avrà inizio alle 14.30, officiata dal vescovo di Treviso Monsignor Michele Tomasi e a cui potranno accedere soltanto familiari e autorità, fra cui il presidente della Regione Veneto Zaia, prefetto e questore di Treviso Angelo Sidoti, Emanuele De Bernardin Staduan. Attesi anche i 6 sindaci dei comuni della Castellana. La famiglia ha specificamente richiesto un profilo sobrio per una celebrazione semplice senza interventi, ma solo con i canti dei cori di Riese Pio X e di Spineda. Per chi vorrà assistere sarà garantito un impianto audio che faccia seguire il funerale anche da fuori il Duomo. Per l'intera giornata di venerdì è stato proclamato il lutto regionale, ma già da giovedì sera a sabato le luminarie di Castelfranco Veneto resteranno spente. Un funerale partecipato che ha portato ad anticipare a giovedì, ad esempio, l'inaugurazione del nuovo tratto di Pedemontana Veneta con il ministro Salvini, che era previsto quasi in contemporanea alle esequie di venerdì. Ma pure il Museo Canova ha voluto posticipare l'inaugurazione della nuova sede museale, spostando una data successiva all'inaugurazione di una nuova sezione del museo.